Le vie del cibo della lunga vita viene fuori proprio da questi dati. Nel nostro comprensorio delle interne dei Sicani abbiamo verificato che sono in vita tantissimi ultracentenari. Ribera ne ha 7. Siamo stati a fare visita allo zio Peppe Neri che ha compiuto 108 anni. Ce ne sono tantissimi altri, tanti ultranovantenni, e quindi è venuta fuori questa idea bella e importante che promuove il territorio, ma soprattutto le eccellenze del nostro territorio, che sicuramente hanno contribuito negli anni a garantire la salute, perché i nostri prodotti hanno delle qualità salutistiche che sicuramente, se fatte conoscere e portate all'attenzione di tanti, potranno aiutare anche sotto questo aspetto a far vivere meglio e più a lungo i nostri concittadini. Noi abbiamo un evento a fine novembre all'interno di questo circuito per la valorizzazione del patrimonio agroalimentare del nostro comprensorio con la nostra Arancia DOP, con l'eccellenza di Ribera che è conosciuta in tutto il mondo, che ormai ha conquistato i mercati internazionali, e ci sarà questo appuntamento con la regina della dieta del Mediterraneo e della nostra Sicilia. E quindi andiamo avanti con questo percorso, facciamo conoscere questo nostro territorio, queste aree interne dei Sicani per le quali si sta investendo tanto anche in infrastrutture viarie per far sì che tanti visitatori possano raggiungere ancora più facilmente questi nostri territori e apprezzare e conoscere le nostre eccellenze. È il frutto, una risultante di diversi fattori che interagiscono tra loro, tra cui l'osservazione quotidiana, un regime alimentare sano. Abbiamo anche un ambiente sociale che contribuisce al benessere sociale e ovviamente anche l'attività motoria esposta alla luce che ci permette di fissare la vitamina D e il calcio, importante per gli uomini ma soprattutto per le donne. Ancora i piccoli contesti territoriali che offrono questa possibilità. La dinamicità delle città non offre grandi aspetti se non riservata a una longevità di tipo genetica. Invece si è visto appunto che oltre all'aspetto genetico sono molto significativi i contesti sociali in cui vive l'uomo. I legami affettivi sinceri, il poter interloquire a livello sano con molti coetanei, il rispetto per la persona stessa e delle sue esigenze a livello sociale, questo funge tantissimo come aspetto cruciale della longevità.